Allora, buonasera. Comporre musiche, scrivere canzoni sferraglianti, a volte complicate, scrivere poesie tristi e crepuscolari, a volte non del tutto comprensibili e neppure tanto belle a volte. Insomma, creare i nostri modi di espressione mentre il mondo è in fiamme non ci è mai sembrato né strano né vergognoso. La macchina opera nel fluire costante degli eventi che si presentano e ogni volta esamina, riprende e riforma. La macchina è la fabbrica della nostra disillusione, quando ha smesso di essere illusione. Siamo analizzatori del presente e visti i tempi, noi ci proclamiamo nemici di ogni forma di autorità e di fascismo che ha già operato in quasi tutti gli italiani, è evidente, estraniandoli e facendoli diventare sempre più superficiali, passivi, cinici. In riposo, per qualche tempo ancora, per pensare bene e non sbagliare. Nessuno può spegnere il sole primario in una notte sacra contaminata. Contaminata, contaminata, contaminata. Prova a pensare con una mente nuova, modulando i messaggi con un cuore nuovo. Prova a identificare i punti cruciali della tua mente onnivora che non si ferma. Contaminata. Congiungere i tratti poi, sollevando il velo, senza paura, senza sgomento. Prova a scordarti delle infide barriere pianificate con cura che hai dovuto subire e lasciati trasportare dalle strade aperte del tuo dentro che è libero ed è imperturbabile. Contaminata. I riflessi spontanei delle tue idee sicure splenderanno sul piano del mai più comprensibile, lungo una spirale che porta in discesa verso il tuo nucleo che pulsa, colorato di blu. E le convinzioni da percorrere, che ora appaiono sfuocate, potranno svolgersi piano senza un pensiero sul vuoto pieno che è la linea del tuo nome. Ora collega i punti non ancora chiari nella tua mente coi tratti imprevedibili neri di una notte sacra contaminata. Perché basta un istante per rovesciare l'ambiguità del fragore interno di questa macchinazione. Perché basta un istante per pretendere ciò che è tuo proprio, bruciando e risplendendo come unico. Perché basta un istante per permetterti ciò che è tuo proprio, che non è nel futuro, ma è nel presente, segnato e netto.
si insegua tra noi, viaggio dannato senza sentieri sicuri, viaggio inciso, minato su pietre nel fango, strada che s'apre alla luce arriva, strada che s'apre all'ombra che arriva, strada che s'apre alla sponda stiva, strada che s'apre alla notte cattiva, la scia bianca del viaggio, strada si apre, calura estiva, strada si apre all'asfalto, cadrà nero sotto la stiva. Viaggio dei grigi, alcune sabbiose, miracci e sapore, dolite pure, nero esemplare, respiro spinato, voce vapore, trena sudore, viaggio memoria, farnetico cielo, riposta coscienza imbrattata, cuore, germoglia sapori, scheggiati da ombre, sostanze impazzite, impazzito il gesto, viaggio e lento tormento, senza riposo, senza un pensiero, viaggio ricordo, ti porta coraggio, sole nessuna, acqua stornelle, strada che s'apre, si apre maligna, s'apre alla brace e alla legna, s'apre maligna di sangue lamento, s'apre si apre ormai sorda nel vento, e ricorda di questa ballata d'un sole mai nato, un canto bambino, il canto malato di questa ballata del sole salato, del sole salato. Ricorda, ricorda, ricordati ancora questa ballata del sole mai nato, che porti coraggio, che ti accompagni, che ti accompagni in questo tuo viaggio, strada che s'apre, si apre maligna, s'apre alla brace e alla legna, s'apre malaria di sangue lamento, s'apre si apre ormai sorda nel vento. Ricorda, ricorda, ricordati ancora questa ballata del sole mai nato, che porti coraggio, che ti accompagni, che ti accompagni in questo tuo
conviene agli italiani perché è nella loro natura, racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il fascismo è demagogico, ma retorico, xenofobo, odiatore di culture, spregiatore della libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli altri le cause della sua impotenza. Il fascismo non ha senso dell'arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d'altronde non rispetta lui. Il fascismo non ama l'amore, ma ama il possesso. Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l'ascesa del potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito una specie di concordato. Il fascista vuole essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto, purché gli si conceda che lui è il padrone.
servant comes to breakfast of forsake, yeah. Strike your mistress and true his heart. And kill his heart. And kill his heart.
was the rage. Where the returns of passion lay from sense of the age. To where the wretched history from his page. What makes the people so loaded? What making cancerous sin? Where all the damage shines to make you sense out of here. To make this call musical. Al giorno d'oggi il mondo è ormai del tutto pervaso da tecnologia digitale
Il fascismo si è travestito da idea democratica della tecnocrazia. L'idea fondamentale che accomuna le sue diverse tipologie è che la vita individuale e quella collettiva debba essere sempre gestita da esperti, da persone competenti nelle varie scienze e tecniche, considerate le uniche in grado di implementare la soluzione migliore. Quindi l'economia dovrebbe essere gestita da economisti, le città disegnate esclusivamente da urbanisti, la salute curata unicamente da medici patentati. Però, chi decide chi sono gli esperti? E come si decide? Basta che questi abbiano un curriculum riconosciuto e valutato come eccellente. Ma di fatto, l'appartenenza a una categoria di esperti è di solito determinata da gerarchie non proprio trasparenti.
Il silenzio, puoi sentirne la perversione, e per un lungo attimo ti attraversa l'illusione di poter avere qualche tipo di interazione, ma non parla, non ascolta, proclami, ferma ogni disperata enfasi con un piccolo gesto delle mani. Nessuna tenebra quiete riempire ogni spazio senza esitazione, per non provare più neanche l'imbarazzo della contrapposizione. Una solida barriera a rinforzare la posizione, evitare che possa filtrare anche solo il barlume di una piccola ragione. Potrebbe rivelare la natura e farti pronunciare il vero nome di qualcosa che ti ostini a chiamare una emozione. Attraverso lo specchio nero non passa la rappresentazione, puoi solo accumularla nella cella di segregazione. Conosce ogni mio pensiero, quello che voglio per davvero si espande dentro la mia struttura, respira tutta la mia aria. Madre, io sono la madre. Padre, io sono il padre. Madre, io sono la madre. Padre, io sono il padre. Universi paralleli, dissociazione, distanza che